dateci l'ok grazie. Bene, buongiorno a tutti. Oggi è una giornata importante ed è un grande piacere per noi, per me e per il Consiglio regionale ospitare qui la Fondazione della Città della Speranza. Porto i saluti del Presidente Roberto Ciambetti che non ha potuto presenziare a questa conferenza stampa. Questa fondazione appunto rappresenta un grande orgoglio per tutta la nostra regione, racchiude in sé tutti i valori a cui noi veneti andiamo fieri: intraprendenza, organizzazione, volontariato, altruismo, eccellenza. La Città della Speranza si occupa di ricerca, di diagnosi precoce, terapie, di assistenza e di divulgazione scientifica. Nella sua storia è riuscita a rappresentare l'essenza del nostro Veneto. Per come è partita, grazie allo spirito di iniziativa e al cuore di ogni singolo cittadino. Per come è cresciuta, puntando alla massima qualità dei servizi e alla diversificazione in base alle esigenze di piccoli pazienti. Per come si sostiene attraverso l'operato di molti volontari, nonché attraverso donazioni consistenti e trasparenti in una perfetta ottica comunitaria. Tutte caratteristiche queste che ne hanno fatto un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, proprio come è successo per tante eccellenze veneti in altri campi. Si occupa di ricerca, di diagnosi precoce, terapie, di assistenza appunto e di divulgazione scientifica. Nel 1994, anno di costituzione della Fondazione, i fondatori hanno avuto una visione non ordinaria, ponendosi l'obiettivo di fare qualcosa per sostenere la ricerca e la cura delle malattie oncoematologiche dei bambini. Una cosa che ci tocca a tutti noi molto da vicino. In questi 30 anni è stato fatto davvero molto e sono certo che molto verrà fatto ancora, perché i bambini sono il nostro futuro e non si può restare indifferenti di fronte a bambini colpiti da malattie del genere. Ringrazio quindi e ringraziamo quindi la Città della Speranza per essere qui oggi ad illustrarci il programma dei festeggiamenti ed esorto caldamente tutti i veneti ad unirsi sempre più nel sostegno economico a questa importante realtà della regione, con donazioni o anche con semplice destinazione del 5 per 1000. Grazie, lascio la parola ai protagonisti di quelle che saranno le nostre giornate, diciamo, di fine di dicembre qua del 2024. Prego. Grazie mille Presidente, buongiorno a tutti. 30 anni di Città della Speranza, un compleanno importante, 1924-2024, un cammino lungo, non sempre facile ma pieno di speranza. Al Presidente Giovanni Paolino, Presidente di Fondazione Città della Speranza, chiedo un bilancio di questi 30 anni e l'approssimarsi di questo importante compleanno il 16 dicembre. Buongiorno a tutti. Sì, 30 anni sono un traguardo importante, soprattutto nel momento in cui si parte in un'avventura di questo genere, nato da un'indignazione pesante per come erano trattati i bambini ammalati del reparto di oncologia sia di Vicenza che di Padova. Dopo 30 anni possiamo dire che le cose sono, per quanto ci riguarda, cambiate, siamo cresciuti, è una fondazione importante che funziona bene, trasparente, in un mondo dove la trasparenza non è sempre un qualche cosa di scontato, e quindi il bilancio è assolutamente positivo. Io sono nuovo Presidente solamente dall'inizio di quest'anno, quindi tutti i 30 anni che sono passati fino adesso me li sto godendo in termini di racconto. Però è la proiezione al futuro. Dobbiamo crescere, dobbiamo ringraziare le persone del Veneto, non solo i donatori ma anche i tantissimi volontari, perché la realtà è ancora una realtà veneta e grazie a loro abbiamo ottenuto un risultato incredibile, eccezionale, giorno per giorno, e da lì vogliamo ripartire e ricominciare. Presidente, lei ha detto che appunto sta assorbendo attraverso i racconti in quest'anno della sua presidenza la realtà di Città della Speranza. Proprio a sentimento che idea si è fatto di questa realtà e come la vive? Ma la realtà è molto complessa. La Città della Speranza non è solamente una fondazione di volontariato, è ormai un'organizzazione importante che ha l'obbligo di spendere nel miglior modo possibile ogni centesimo che viene
raccolto. Noi abbiamo un azionariato diffuso, se lo vogliamo confrontare con un'azienda, noi abbiamo azionisti da 1 euro, da 2 euro, da 3 euro e così via. Quindi è a questi che dobbiamo rispondere senza nessun tipo di spreco e soprattutto con una rigidità proprio di obiettivo molto molto importante. Non possiamo farci spostare da quella che è la missione della Fondazione. Braccio operativo della Fondazione Città della Speranza è l'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, dove appunto anche quelle piccole monetine, quella che può sembrare un'offerta magari insignificante, trova collocazione e trova ovviamente importante impegno. L'amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca Pediatrica, il generale Stefano Lupi, appunto chiediamo un bilancio un po' dell'attività dell'IRP e come funziona l'Istituto di Ricerca Pediatrica, dove appunto la ricerca diventa cura. Sì, io come il presidente Paolino ho il privilegio di trovarmi a offrire la mia disponibilità per qualcosa che abbiamo trovato già grande. Quindi su di noi l'onere di far sì che chi tanti anni fa ha avuto questa visione meravigliosa cresca ancora di più. L'Istituto di Ricerca Pediatrica è una felice anomalia nella collaborazione pubblico-privato. Questo sistema Padova che vede l'Istituto di Ricerca Pediatrica collaborare insieme all'Università di Padova e alla Regione Veneto attraverso l'azienda ospedaliera ci dà la possibilità di poter avere degli strumenti di rapido impiego. Una realtà dove più di 200 ricercatori hanno nelle loro corde quella che è la necessità di portare avanti la ricerca traslazionale, quindi il nostro ricercatore, che è un medico ricercatore, che la mattina è al letto del paziente e poi è nei nostri laboratori, che possa riuscire a portare immediatamente quelle che sono le sue scoperte a vantaggio di questi piccoli che debbono avere la stessa fortuna degli altri loro coetanei, una fortuna che adesso ancora non è arrivato, e questo è il nostro obiettivo, ad avere il 100% della sopravvivenza. Quindi gli sforzi che fa quell'esercito di volontari e mette a disposizione tutto quel denaro deve essere ottimizzata perché alla fine questa speranza continui a crescere. Quindi veramente, come ha detto il Presidente, siamo infinitamente grati a tutti coloro i quali ci sono vicini e tutti coloro i quali danno la possibilità non solo al Veneto ma a tutti i bambini della nostra nazione, perché l'Istituto di Ricerca Pediatrica è diventato una certezza scientifica nel contesto internazionale. Pertanto siamo orgogliosi e sentiamo tutta la responsabilità perché anche i prossimi 30 anni possano essere così esaltanti. Dicevamo appunto una realtà veneta ma non solo, però ricordiamo che appunto la sede della fondazione è a Malo in provincia di Vicenza, l'istituto di ricerca pediatrica è quella meravigliosa torre particolare a Padova, una torre che appunto è particolare e diamo qualche anche numero per capire l'entità di quanto è stato realizzato come spazi. Questa forma elicoidale che ricorda il DNA progettata a nostro favore da portoghesi vede 17.000 metri quadri di laboratori, che sono 31, come vi ho detto più di 200 ricercatori che chiaramente si vedono impegnati nella ricerca prevalentemente nell'oncoematologia pediatrica, ma gli spazi di ricerca sono tutti quelli che vedono i bambini colpiti da qualsiasi tipo di malattia, soprattutto le malattie genetiche rare. Quindi non c'è un ambito che i nostri ricercatori possano lasciare scoperto. La collaborazione della comunità scientifica ci vede al centro per interfacciarsi e per crescere insieme nella ricerca. Una torre che ha le porte aperte sempre anche per le scuole, per chiunque desideri venire a conoscerla. È una torre trasparente.
diceva che non è scontato la modalità con la quale si porta avanti il volontariato. Anche in questo l'istituto, al pari della fondazione, è un esempio. Pertanto noi vogliamo essere di esempio anche ai nostri giovani. Cerchiamo di fare in modo che loro, visitando la nostra torre, si avvicinino non tanto e solo al mondo della ricerca, ma anche al mondo del volontariato. Volontariato, dono, quindi la Città della Speranza trasforma la ricerca in cura, ma tutto questo avviene grazie al dono. Stefania Fochesato, responsabile degli eventi, nonché fundraiser di Fondazione Città della Speranza, e lei ha a che fare proprio con il grande mondo dei volontari, perché tutto quello che viene raccolto avviene per dono e quindi anche grazie agli eventi di cui appunto stiamo a parlare qui oggi. Appunto quest'anno compiamo 30 anni e quindi avremo una serie di eventi che iniziano il 16 dicembre, è il compleanno, ma l'8 dicembre abbiamo un grandissimo evento al Teatro Verdi. Di questo ringrazio in particolare Luciano Sandonà, la Regione, il Consiglio regionale, proprio per darci questa opportunità di organizzare un evento dal titolo 1 milione di cuori. Credo che già questo titolo faccia capire chi siamo, cosa si fa capire che abbiamo tantissime persone che ogni giorno appunto donano qualcosa per poter sostenere la ricerca, per far crescere questa realtà, ma soprattutto per essere al fianco dei ricercatori per arrivare a curare tutti i bambini. Questo primo grande evento al Teatro Verdi racconta un po' la storia, il viaggio di Marco Polo, e in pratica ci sarà musiche del Tartini e anche di Ennio Morricone, l'Orchestra del Veneto, e presentato l'evento dalla grande Federica Morello, che è amica della fondazione, come il maestro Cristian Ricci, che durante questo anno inizia adesso, ma il sogno suo è di portare avanti con tanti eventi dedicati proprio a questo compleanno. È un momento bellissimo perché innanzitutto parteciperanno bambini, adulti di tutte le età. Diciamo che ormai abbiamo già esaurito quasi tutti i posti, quindi già questa risposta fa capire che le persone sono vicine alla fondazione, ma questo è proprio l'overture dell'evento. Poi avremo un grande incontro proprio per festeggiare i 30 anni, il 16 dicembre al Teatro Geox. Quando si compiono gli anni vorremmo avere vicino a noi tutto il mondo. Ecco, noi lo stiamo sognando, ecco perché partiamo con questo evento al Geox, dove è invitata tutta la popolazione, tutti quelli che ogni giorno fanno qualcosa perché pensano di mettere quel pezzettino a quel puzzle che si chiama vita, che si chiama guarigione. E questo evento sarà presentato dall'amico della Fondazione Vittorio Brumotti, poi avremo Savina Confaloni. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto affinché questo non diventi un costo, addirittura ci hanno regalato questa grande opportunità, e abbiamo ancora posti a disposizione. Vorremmo che tutti gli amici o chi vuole venire a conoscerci venisse a festeggiare, perché questo grande evento poi si concluderà alla fine della serata con una piccola cena assieme in piedi. Poi si brinda, si festeggia in visione del Natale, quindi vi aspettiamo, sappiamo che tutti sarete vicino a noi, chi non ci può essere poi avrà l'opportunità di rivedere l'evento, ma contiamo sulla vostra presenza perché sarà una serata magica, non possiamo dire di più, corretto? Teniamo un po' di suspense. Ecco, però ci sarà anche un po' di magia quella sera, quindi grazie anche per chi ci sta supportando per questo evento. Sì, davvero, un grande lavoro corale per fare in modo di fare una grande festa per tutti. 1994, 16 dicembre, 2024, 16 dicembre. Tutto questo nasce da un sogno, forse da una visione, nata in un momento anche molto difficile, per appunto volere di Franco Masello, che è fondatore di Città della Speranza, presidente dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Franco vuole ripercorrere velocemente questi 30 anni, dalla sua visione a quello che c'è oggi. L'avrebbe mai pensato? Quanto tempo avete? 30 minuti li abbiamo, 30 minuti, un anno al minuto. No, intanto ringrazio Luciano Sandonà per la disponibilità che ha dato nell'ambito del Consiglio regionale Veneto, sia questo sia sostenere la manifestazione che si terrà. Va d'obbligo perché da
quando ho iniziato con la fondazione, no, le prime liti le ho fatte con la Regione Veneto. Non sto scherzando, no? Perché era una cosa diversa, cioè, attenzione, noi non siamo nati come un'associazione, siamo nati come fondazione, perché l'associazionismo, che è favoloso sempre, ha sempre una pecca di trasparenza. Quando ho fatto la fondazione avevo chiarito subito che la chiarezza e la trasparenza deve essere la base per avere la credibilità e per poter raggiungere risultati importanti, no? Tant'è vero che subito il primo consiglio che è stato fatto era di 12 persone, poi siamo arrivati a 35 persone. Perché questo? Perché abbiamo allargato il consiglio perché il territorio avesse una lente di ingrandimento su ciò che succedeva quando si raccolgono i fondi. Come vedete noi abbiamo, poi faccio dopo la storia, più di 200 comuni gemellati. Il gemellaggio, se qualcuno ha letto la carta, se non l'avete fatto vi invito a leggerla, sarebbe l'impegno da parte delle comunità di vigilare sul volontariato. Sono passati 30 anni e purtroppo non si vigila ancora a sufficienza, perché ogni tanto succede il furbo della situazione che mette una macchia nera su quello che è la grande bontà delle persone nel donare, d'accordo? E quindi si inficia il senso di credo nei confronti di chi fa del bene fondamentalmente. Perché io ho detto la prima volta quando abbiamo fatto il gemellaggio, no? Facciamo il gemellaggio perché a me rompe le scatole. Io faccio l'imprenditore e vado a fare elemosine in giro, no? Nel senso vado a chiedere ad altri di darmi dei soldi. La peggior cosa che hai nel momento in cui ti proponi di fronte a qualcuno e tu pensi di fare la cosa giusta, che questo metta in dubbio la tua onestà, perché di fatto questo si trova, non te lo dicono in faccia, però il pensiero, ma cosa ne fai dei soldi, dove li metti? Ecco, io da allora sostengo il fatto che ci vuole, non ci vorrebbe, una legge che mettesse chiarezza sul volontariato, sia nell'associazionismo sia nell'ambito delle fondazioni o delle associazioni, bilanci chiari e trasparenti, e mettere a vigilanza di questo la comunità, quindi i comuni, la regione, lo Stato. Dicevo prima con qualcuno che se in America uno va a rubare gli fanno 3 giorni di galera, se ruba a un'associazione benefica lo mettono via e dentro e buttano via la chiave. La diversa sensibilità, no? La chiarezza su questo. Purtroppo in Italia non è così, ci si basa sempre su una fiducia che però non è controllata. È questo che chiedo, parlando anche prima con Valdo, no? Che ci vuole una legge che metta chiarezza e trasparenza sul volontariato. Perché? Perché se non vogliamo far implodere questo sistema di cui la comunità ha bisogno, perché la comunità ormai si regge per 2/3 sul volontariato, pensate in tutti i settori, per gli anziani piuttosto che altri, non sto parlando solo della fondazione, no? E il singolo non mette più soldi, pensate cosa succede. Io non so quanti soldi si raccolgano, solo il 5 per 1000 sono 500 o 600 milioni di euro. Mettiamo chiarezza dappertutto, ma se il 5%, il 5 per 1000 sono queste entità, pensate alle donazioni quotidiane che si fanno dappertutto, alle manifestazioni, ci vuole chiarezza, ci vuole chiarezza. Io ho sempre sostenuto che chi lavora nel settore di volontariato non si fa la cena a fine del lavoro fatto con i soldi che hanno messo i volontari per fare l'attività. Se fa volontariato, tutti quei soldi vanno a beneficio di noi della fondazione, io perlomeno, e penso anche gli altri, non ho mai avuto una cena di invito e non l'ho mai accettata. Perché? Perché altrimenti avrei mangiato gratis tutta la vita, d'accordo? Visto che mi invitano sempre, no? E deve essere messo ben chiara questa roba qua, se noi non, sono piccole cose che uno dice è una scemenza, cosa vuoi che sia, no, non è scemenza, è veramente il succo dell'essere volontario. Per quanto riguarda le fondazioni, spesso mi dicono, ma pensavi di arrivare a questo? Io dico sempre di sì, perché non mi sono mai posto un limite di dove si può arrivare, i limiti ce li poniamo noi. Se abbiamo paura, se abbiamo difficoltà, se non ci crediamo, se non vogliamo esporci.
Se abbiamo un po' di coraggio, il limite si sposta ogni volta che raggiunge un risultato, d'accordo? E quindi noi siamo sempre andati avanti in questa maniera. Cosa c'è bisogno? Cosa bisogna fare? Prima abbiamo fatto la clinica, poi abbiamo fatto il day hospital, poi c'era da iniziare la ricerca. Ho ancora i filmati di dove erano situati il piccolo laboratorio di analisi che c'era a Padova, e siamo arrivati a qua. Perché? Perché abbiamo voluto, perché abbiamo i ricercatori, perché abbiamo un'università, e ho sempre creduto nella collaborazione totale, pur tirandosi per la giacca ogni giorno o quasi, no? Anche con le istituzioni. Ma perché? È ovvio, sono problematiche diverse a cui uno non è abituato a confrontarsi. Vi faccio l'esempio, solo un esempio. La prima conferenza dei servizi in Regione Veneto l'abbiamo fatta fare noi. E a quella volta, quando è venuta fuori la legge della conferenza dei servizi, nessuno sapeva chi doveva convocarla. Chi diceva c'era il prefetto, chi il sindaco di Padova, alla fine si è arrivati il presidente della Regione Veneto. D'accordo? Per quale motivo? Perché si era fatta la legge in maniera tale che quando c'erano più elementi coinvolti non si perdessero anni. Quella volta c'erano dei pompieri alle beni ambientali, abbiamo trovati tutti, però in una riunione l'abbiamo fatta. Quindi vuol dire che bisogna lavorare assieme, non in contrasto, ma per arrivare al dunque, no? E poi con la Regione Veneto abbiamo sempre collaborato, abbiamo cambiato statuto 2 o 3 volte, prima si parlava e si ancora pensa all'oncomatologia pediatrica, che è il focus del nostro intervento, no? Nella realtà noi ci occupiamo di tutte le ricerche pediatriche, di tutte le malattie rare pediatriche. Abbiamo 24 gruppi, quanti sono? 31, ne ho persi qualcuno per strada, 31 gruppi di ricerca, e sono 31 persone, 31 gruppi, quindi PI, che è il capo della ricerca di quel gruppo, no? Che si occupano di specifiche diverse. Prima si parlava con Valdo del diabete, abbiamo un progetto sul diabete tipo 1, si parla di problemi di medicina rigenerativa. Stiamo elaborando un progetto per quanto riguarda l'ernia diaframmatica e siamo arrivati a buon punto. Che cos'è? È un problema che con cui il bambino nasce e che gli renderà la vita impossibile al momento, ma siamo sicuri che nel giro di qualche anno riusciremo anche a quello. Siamo in fase 1 nell'ambito della pediatria per un nostro progetto per i bambini prematuri con problematiche respiratorie che speriamo di riuscire a risolvere. Tutto questo non è bravura, è unicamente impegno. Io dico sempre, quando parlano di Città della Speranza si parla di donazione. Io mi incavolo ogni volta, non è una donazione, fa un investimento sulla tua vita. Noi lavoriamo per la ricerca. Chi di noi non sta qua in questa stanza grazie anche alla ricerca? Chi di voi non ha mai preso una medicina? Chi di voi non ha avuto un problema, o se stesso o un familiare, che 50 anni fa magari non gli permetterebbero di essere qua, o il suo familiare invece è qua, vive. Perché? Perché la ricerca, però non siamo consci di questo, no? E abbiamo ancora noi l'abitudine a pensare che la ricerca deve fare qualcun altro, lo Stato, perché siamo stati abituati che dobbiamo sempre spostare su qualcun altro la responsabilità. Cominciamo a portarsela in casa questa responsabilità, ognuno di noi, e a comunicare in questa maniera, con la vigilanza e con la trasparenza, perché investiamo su noi stessi. Quindi non facciamo una donazione quando diamo soldi a Città della Speranza. È ovvio che il gesto pratico è una donazione, ma l'atto vero è che noi investiamo su noi stessi. Se noi riusciamo a comunicare questo, sicuramente la medicina farà grandi passi avanti. Prima si diceva che noi siamo più di 200 ricercatori, non è vero, siamo 350 in Torre. Per quale motivo? Perché dentro 3 piani sono affittate a istituti di ricerca privati. Questa è una grande anomalia, perché a un certo punto qualcuno ci dice ma allora voi lavorate questo per i soldi. No, lavoriamo questo per la ricerca, perché i ricercatori che escono dall'istituto, perché non faranno tutti i ricercatori a vita lì dentro, perché per il ricercatore è fondamentale cambiare, d'accordo? Non è un medico che ha il suo posto, il ricercatore deve continuamente innovarsi
E oltretutto abbiamo dei ragazzi che escono dall'università ogni anno, cosa facciamo? Li mandiamo via tutti loro e quelli vecchi ci riteniamo? Non è così che funziona la ricerca, no? Noi diamo la possibilità, e molti degli istituti che sono lì dentro hanno assunto ragazzi nostri che sarebbero andati all'estero probabilmente o avrebbero cambiato mestiere. Questo è un modo nuovo di intraprendere la ricerca, no? Un modo, secondo me, che lascia uno spazio a un futuro positivo in Italia. Ogni giorno leggiamo sui giornali quanti ricercatori vanno all'estero. Ma perché non ci domandiamo perché? E perché non cominciamo a fare dei progetti perché arrestino al di là delle chiacchiere, d'accordo? Perché fino adesso chiacchieriamo e basta. Adesso cominciamo a fare qualcosa. Noi abbiamo introdotto degli istituti di ricerca privati, sono tutte multinazionali straniere, tra parentesi, non sono italiane, che sicuramente cresceranno. Adesso abbiamo in progetto la seconda torre. Perché? Perché anche questi istituti ci chiedono di ampliarci. E se noi possiamo farlo o non farlo. Se noi lo facciamo se ne vanno e si portano via tutto il resto. Se lo facciamo implementiamo, ma non lo facciamo per loro, lo facciamo per la ricerca in Italia e per il confronto. Quindi c'è bisogno di una grande maturità e cambiare il modo di pensare. Abbiamo grandi progetti per il futuro? Sì, quali? Tutti quelli che saranno necessari. La mentalità è questa, facciamo ciò che bisogna e bisognerebbe fare e chiediamo l'aiuto di tutti per poterlo fare. Fino adesso le istituzioni ci sono stati vicini, probabilmente avremo qualche volta ancora modo magari di arrabbiarci loro con noi e noi con le istituzioni, anzi non dico loro con noi ci arrabbieremo perché noi siamo una istituzione. Nel momento in cui rappresentiamo il volontariato e non lavoriamo per noi stessi, quando ci dicono voi, no voi, noi tutti assieme. Un conflitto produttivo, Masello, un conflitto produttivo. Mi fermo, se no chiedevo il tempo prima, ho già capito. Abbiamo parlato dei volontari e abbiamo parlato anche della campagna di Natale. Al volo Stefania Fochesato. I volontari... No, aspetta! Al volo Stefania Fochesato. I volontari sono una ricchezza grande e le campagne di Natale, in questo caso, la raccontiamo a chi ci ascolta. Mancano quanti giorni a Natale? 20 giorni circa. Ecco, da un po' di giorni meno forse. Noi abbiamo una guerra interna per i panettoni, perché c'è stata una risposta delle persone nel prendere il panettone da donare a Natale incredibile, di molto 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 superiore alle nostre anche possibilità, perché noi diciamo sempre non è che abbiamo una logistica come le aziende distributrici, quindi pensare che i volontari veramente bisognerebbe venire a Malo, corretto Franco, a vedere cosa si sta facendo, quanto stanno lavorando, quanto tempo stanno donando per confezionare i pacchi, per gestire le consegne, è una cosa incredibile, ma non bastano mai. Facciamo proprio un pensiero rispetto al concetto dei panettoni. Quando le persone vengono a prendere un panettone, vengono a prendere un pezzo di storia, un pezzo di vita, un pezzo di ricerca, un pezzo di emozioni, di sensazioni. Anche ieri stiamo per aprirlo vicino a Padova e un piccolo container è arrivata una signora anziana, ha detto: dovevo prendere un regalo per mio nipote. Ho detto no, ne ha troppi, lui deve capire, deve essere vicino agli altri bambini, eccolo qua, questo è il panettone per mio nipote. A me queste cose emozionano sempre, perché questo siamo noi, questa è la nostra storia, questo è il nostro vissuto. Il panettone è solo un dolce da mettere in tavola che racchiude veramente il cuore, 1 milione di cuori. Ma che significa condivisione? Presidente, questa è un'occasione anche per dire grazie appunto e anche per cercare nuovi volontari che insieme ai ricercatori sono il patrimonio e la linfa vitale di Fondazione Città della Speranza. Assolutamente sì, la fondazione può essere usata in tanti modi. C'è chi dona denaro perché magari non ha tempo, c'è chi dona tempo perché non ha denaro. Ci si può arrivare senza nessuno sforzo con il 5 per 1000, chiunque fa una dichiarazione dei redditi ci può aiutare. Abbiamo bisogno di testimonianza, abbiamo bisogno di persone che portano il nostro messaggio anche fuori dal Veneto, perché questa, nonostante tutta la nostra bravura e questi 30 anni di grandi iniziative, continua a rimanere una realtà
radicata sostanzialmente nel Veneto, quindi dobbiamo fare in modo anche di attirare a noi altre persone. Abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno così come abbiamo bisogno di nuovi ricercatori, abbiamo bisogno di nuovi volontari, abbiamo bisogno di nuova energia, e un messaggio forte che io voglio dare è che non è necessario passare da un reparto ospedaliero o vivere la malattia per poter donare agli altri la propria energia e il proprio tempo, perché spesso e volentieri, o troppo spesso e volentieri, chi si avvicina a queste fondazioni ci si avvicina dopo un grande dolore, dopo un grande dispiacere. Bisognerebbe avere la sensibilità anche prima, senza dover necessariamente passare da una disgrazia, perché ti cambia la vita. Generale Lupi, una grande amicizia tra la Fondazione Città della Speranza e l'Arma dei Carabinieri. Sì, io infatti nel accettare di buon grado l'invito rivolto dagli amici della Città della Speranza, altro non ho fatto che continuare una comunanza di intenti che l'Arma dei Carabinieri, che anche in questa circostanza ha voluto essere vicino alla Città della Speranza con il patrocinio e il proprio logo, da più di 10 anni condivideva. Quindi una vocazione che è nelle corde dell'istituzione che ho servito per 42 anni è quella di essere in mezzo alla gente, per la gente, a favore della gente. La gente della Città della Speranza sono i bambini, quindi il nostro futuro. Quindi sì, l'Arma è sempre accanto della Città della Speranza. Benissimo, abbiamo ancora 13 minuti. Il Presidente Sandonà desidera concludere con qualcosa e poi magari vediamo se i colleghi hanno qualche domanda. Beh, grazie. Direi che dopo le parole che sono state usate da loro è difficile aggiungere qualcos'altro. Io volevo aggiungere un piccolo ricordo personale del momento del contatto diretto, perché Città della Speranza in realtà la conoscevo, vedevo i cassettini sui bar, vedevo già da tanti anni, ed è stata nel mio comune, no? Che è uno dei comuni gemellati. Voglio ricordare, qui siamo nella casa di tutti i veneti, ma ci sono tantissimi comuni veneti e non solo che sono gemellati con Città della Speranza, quindi un invito anche agli amministratori, quelli che non l'hanno fatto, di pensare anche a un gemellaggio con la Città della Speranza e quindi far crescere ancora di più quella che è la coscienza di tutti noi su quello che fa Città della Speranza, ma facciamo tutti insieme, come diceva adesso Franco Masello. Direi che se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Una domanda. Salve, buongiorno, sono Giorgia Zagliato del Corriere del Veneto. Io in realtà avrei una serie di domande. Se vuole accomodarsi così le fa il microfono, se no come vuole. Sì.